Buonasera, ben trovati a tutti quanti. Allora, lo spettacolo di questa sera, mi pare che l'abbiate capito, parla della Carta dei diritti. Ora soltanto per elencare tutti e 30 i diritti ci ha messo 20 minuti, mo per fare lo spettacolo capirete che dura 7 ore e 40 lo spettacolo. È un po' lungo. Eppure una mazzata in fronte, perché la Carta dei diritti non è una cosa semplice, però non vi preoccupate, in queste... Da dove venite? Bratipuffi. In queste 7 ore dico non vi preoccupate, perché se qualcuno per esempio tiene la prostata passiamo col pappagallo, se qualcuno si scoccia andate in console, vi offro la marijuana, quindi potete stare tranquilli e parliamo di questa Carta dei diritti che ormai tutti quanti sanno di che si tratta, la Carta dei diritti. Abbiamo qui il presidente del governatore, assessore, ricordiamolo, quanti articoli sono, assessore? 30 articoli, benissimo. Quando è stata scritta? Nel 48. Dove è stata scritta? All'ONU. Dove stava l'ONU? Mannaggia, assessore, non stava a New York, stava a Parigi quando hanno scritto. Ma fa figura merda, mannaggia la miseria. Chi l'ha scritta? I nomi e i cognomi voglio sapere. Stai già indosso la serata stasera, guarda. Tu devi tornare a casa e dire Maronna, ma chi cazzo me l'ha fatto fare a me? Ma che serata di merda che ci è passata? In realtà la Carta dei diritti poi la leggiamo, alla fine la leggiamo, prima ce la raccontiamo un po' per sapere più o meno di che si tratta. Devo dire che è un pubblico molto addentro alla cosa, visto che state facendo questo festival, ed è bellissima. La Carta dei diritti è bellissima. Noi non ci rendiamo conto di alcune cose che succedono su questo pianeta, perché noi siamo oggettivamente viziati, viviamo in un mondo, in una gabbia dorata, viviamo in una situazione privilegiata, anche perché i nostri dirigenti politici ci viziano, insomma, cazzarola, noi teniamo il miglior presidente del Consiglio degli ultimi 2000 anni, ma mica è perché c'è stato Nerone, se no si andava molto più indietro, ma si arrivava a 2400 anni fa. Ma è un uomo che ci rende orgogliosissimi, ma è un uomo ricchissimo, cazzarola. Noi in giardino umilmente teniamo i nani da giardino. Lui a Villa Certosa è il nano da giardino, che poi noi teniamo Biancaneve 7 nani, lui è un nano con 7 Biancaneve, pensa che cosa straordinaria, e tutte e 7 senza mutande, ma è una cosa fantastica. Ma è un uomo di grande cultura, è un uomo che veramente ci ha insegnato un sacco di cose, ma fino all'anno scorso tutti noi pensavamo che la Escort fosse la macchina della Ford. E invece è una zoccola. E come potevamo immaginare tutto questo? Non lo potevamo sapere, no? Sono cose che non le potevamo sapere. È un uomo che ha spostato l'asse politico così a destra che Fini sembra Gramsci oramai. È una cosa... è di una generosità, ma lui quando fa le feste, che invita tutti i suoi compagni di merenda, che vanno Putin, Gheddafi, mo perché Al Capone è morto, se no andava pure Al Capone. Ma regala le cose, ma a Gheddafi gli ha regalato la laurea in diritto, a Gheddafi, la laurea in diritto, che regalare la laurea in diritto a Gheddafi è come regalare la laurea in lettere antiche a Valeria Marini, ma ci vuole un coraggio straordinario, cazzarola. Fate che viviamo in questo stato confusionale, e a me mi è venuto in mente di fare questo spettacolo perché una volta, poco tempo fa, io ho una bambina piccolina, mia figlia è venuta da me con un'amica, mi ha detto papà, è vero che per un bambino avere il cellulare non è un diritto umano? Ho detto cazzarola tesoro mio, ti adoro, è vero. Si è girata all'amica e ha detto vedi, è un dovere, non è un diritto, perché viviamo in uno stato confusionale, no? Allora ecco qua che facciamo stasera, ci leggiamo questa Carta dei diritti che è divisa in tante diritti, sono divisi in tante famiglie differenti, no? E i primi 2 articoli della Carta dei diritti affondano le radici nella più straordinaria esperienza politica e filosofica europea. È stata scritta in Europa la Carta.
che è la rivoluzione francese, no? Egalité, e dicono proprio i primi due che siamo tutto quanto uguali, tutto quanto, indipendentemente da tutto, dal colore della pelle, dalla provenienza, dalla ricchezza, tutto uguale, perché nasciamo tutto quanto nella stessa maniera, tutto quanto uno spermatozoo, no? Se solo spermatozoo lo conosci, presente? Quello che ha capa tanta, che pare Calderoli, che sta così, che pare Calderoli, Ora questi spermatozoi sono tutti uguali, non è che posso tenere uno spermatozoo verde, no, tutto uguale. E questi spermatozoi vivono tutti quanti ammontonati da una parte, ma milioni di miliardi, tutta una parte, e stanno tutti agitati perché non sanno quale sarà il loro destino. Mai nessuno spermatozoo è tornato indietro per avvertire gli altri e che c'è sta là fuori, no? Non è che lo spermatozoo è tornato, voglio sta la grotta azzurra, forza, tutti fuori, non lo sanno. Tutto quello che sanno attiene alle leggende, alle saghe, che loro pensano quello si ammazza di saghe e noi ci andiamo per lo mezzo, stanno agitati, no? E infatti girano in tondo, agitate, girano in tondo anche perché il loro mondo è una palla, più di quello non vogliono fare. E ce n'è uno che è più agitato degli altri, si chiama Codamozza. È agitato perché non tiene una coda, no? Dici quando ci arriva fino all'angoppa. Però si è organizzato Codamozza, perché tiene il caschetto, i mombut, il paracadute, che tutti dicono: ma perché stai combinando in quella maniera? E Codamozza dice: perché mi hanno detto che a volte quando esci di qua fuori trovi un muro di gomma. Dice l'omertà, no, un preservativo, uno si scamazza all'angoppa e la rimane. Dice il paracadute perché mi hanno detto che a volte c'è il coitus interruptus, che uno esce, wow, si trova a volare, dai. Tengo pure i mumbut perché mi hanno detto che a volte ti congelano quando esci a cadere, sta agitatissimo. Dice, mi hanno detto che a volte stanno i cannibali, ti mangiano, sta veramente agitata. Finché non arriva il comandante degli spermatozoi, no? Con la spada a mano, dice: allora miei prodi, siamo pronti a uscire da qua dentro. Sappiate che in questo momento nel mondo ci sono centinaia di milioni di persone che stanno facendo all'amore. Soltanto un migliaio stanno guardando covatta, ma so cazzi loro, la prossima volta si organizzavano meglio. Siamo pronti a uscire, ecco l'orgasmo maschile, carica! E Codamozza dice: ma non aspettiamo l'orgasmo femminile? E il comandante dice: amica mia, allora stiamo a Canumese, forza! Carica! E comincia questa specie di dei, no? Questa massa di spermatozoi. Molti si scamazzano sulla spiaggia della Normandia e comincia questo viaggio, sangue, sudore e lacrime, per cui spermatozoi si fanno mazza a taralla, Non è l'ovulo, perché l'ovulo è zen, sta assetato, che sono foto. Spermatozoi si fa un culo come un cappello di prete. E comincia questo viaggio e Codamozza miracolosamente arriva per primo, pensa a natura straordinaria. Bussa all'ovulo, toc toc, avanti, e Codamozza entra ed è felice di portare il proprio contributo genetico, perché sa che l'individuo a cui darà origine sarà uguale a tutti gli altri con gli stessi diritti, perché sarà una femmina nera, omosessuale, meridionale, povera, comunista e, siccome è Codamozza, pure un po' claudicante, ma uguale a tutti gli altri, perché questo è il miracolo dell'uguaglianza, cazzarola. Allora uno dice: ma se siamo... Approfitto dei fotografi. Ma se siamo tutti uguali, le differenze dove stanno? Stanno nelle opportunità, quelle sono le vere differenze. Le opportunità che si trovano una volta che esci dalla dentro, no? Le diverse opportunità fanno. Mio nonno diceva sempre: il viaggio è uguale per tutti. Certo, viaggiare in prima classe è tutto nato fatto, però, no? E queste opportunità hanno fatto sì che noi siamo diventati quello che siamo, ma fin dall'origine, fin dai primi passi dell'evoluzione, dal quando il primo protozoo ha cominciato ad evolversi e lentamente è diventata la prima scimmia, poi la scimmia è diventato il primo ominide piegato su se stesso, che preda umana, Homo Faber, a stesso ti ricordo Homo Faber e Donna Summer era una coppia famosissima. A un certo momento Homo Faber si è alzato, è diventato Homo erectus, poi c'è stato un altro passo evolutivo, è arrivato Homo sapiens, che stava preoccupato perché dietro teneva Homo erectus, per cui dice: amica mia, cerca di capire pure tu, no? Se io freno tu mi tamponi, mi faccio male. E siamo diventati quello che siamo. Non siamo un granché, intendiamoci, perché l'uomo di Neanderthal non si è estinto, si è dissociato perché non gli piacevamo tanto. Ma questo siamo, ma attenzione, non fate l'errore di pensare
che siamo arrivati al vertice della piramide, perché l'evoluzione non si ferma mai, continua sempre all'infinito. Noi ci stiamo ancora evolvendo e probabilmente prenderemo strade evolutive diverse. Noi, Homo abundans, rispetto a Homo pauper, prenderemo strade diverse, perché l'evoluzione è quella cosa per cui quando cambia l'ambiente cambia l'individuo che vive all'interno di quell'ambiente. I nostri ambienti, tra il nostro e quello dell'uomo del terzo mondo, cambiano diversamente, il nostro più rapidamente, anzi talmente rapidamente che a volte non gli stiamo appresso, e infatti tante cose che noi abbiamo non servono più al motivo per cui sono state inventate. Gli occhi servivano alla caccia, no? Passava la gazzella, e che guardavamo? La gazzella noi guardavamo solamente zizze e pallone e zizze e pallone e zizze. Il nostro sogno è proprio Gattuso con le zizze, ma sarebbe una cosa fantastica. La lingua era facile, serviva al gusto, prendevi una cosa, la portavi vicino alla bocca, la gustavi. Mo serve una lingua lunga perché il culo sta lontano, per cui per leccare il culo serve la lingua Menelik, proprio una cosa lunga, capito? Le orecchie cambieranno, le mie già stanno cambiando, io ormai sento soltanto le iniziali, TVB, VFNG, soltanto le iniziali, e presto migreranno verso il retro della nuca, creando una coda di cavallo fatta di orecchie e tirando la nostra pelle in un lifting naturale, che a noi ci piace tanto sto lifting, e prima o poi tutti quanti avremo una faccia che sembreremo un culo con la dentiera, tutte quante così, con l'unica controindicazione che se chiudi gli occhi scorreggi, ma per il resto va bene. Diventeremo bionici, pensa, non faremo più la cacca, sarà una cosa straordinaria, la prenderemo col mouse e la metteremo nel cestino direttamente, una conquista dell'umanità. Le mani cambieranno, perché le mani servono al lavoro. Allora o tutti insieme unisciuto, perché se no si va a buttare. Le mani, dicevo, servono al lavoro, non ci sta un lavoro, per cui prima o poi le dita si atrofizzeranno, rimarranno soltanto il pollice e l'indice, il pollice per cellulare e l'indice per computer, tutte e due per le caccole eventualmente. Ma sopravviverà il mignolo, attenzione, il mignolo rimarrà, ma verrà sostituito da una chiavetta USB per la riproduzione, perché la femmina avrà una porta USB nell'orecchia, tu gli infili la chiavetta e puoi scaricare Gennarina direttamente su un CD-ROM. Pensa che bella cosa. Le coppie sterili lo possono scaricare da YouTube, pensa che cosa fantastica. Allora voi direte, ma allora tutta sta frattaglia qua, no? Che fine fa? Atrofizzata. Il mio già sta là, tiene mancato tenga, diciamo, Però non verrà eliminata, verrà sostituita da un'antennina del Tom Tom, pensa che bella cosa, mentre la parte inferiore si potrà usare come portamonete, che ci metti gli oggettini, le monetine, se gli metti gli spallacci te li puoi portare appresso come zainetto. E allora uno dice, ma allora quella sana, vecchia, passera di un tempo, a cui tutti noi eravamo tanto affezionati, che fine fa? Cicatrizzata. Completamente cicatrizzata, rimarrà in uso soltanto a qualche candidata del PDL che potrà utilizzarla per la carta di credito, pensa. Fa strisciata e risolve il problema. I più ricchi, una cosa fantastica, un futuro luminosissimo. I più ricchi già si stanno organizzando con dei trapianti. Berlusconi già sta pensando di trapiantarsi il coso di Varenna, capito? Col joystick per farla salire e scendere, ma non funziona bene. Hanno provato con Tajani, ha tirato il joystick, boom, ha pigliata una cavata. Mentre Homo Pauper rimarrà sempre così piegato su se stesso, nel suo terzo mondo. Forse gli verrà un codice a barre sulla nuca per capire più o meno da che parte del mondo si trova. Ma questa evoluzione io temo, ma è un timore supportato. Io temo che questa evoluzione già stia muovendo i primi passi. Vi volevo leggere una novella. Quando mi giro da questa parte faccio un bambino italiano, quando mi giro da quest'altra faccio un bambino africano. So sempre, è la magia del teatro, diciamo, no? Bisognerebbe farla in due attori, ma tenga l'alito pesante e fa così. Io sono italiano. Io sono sudanese invece. Io ho 14 anni e vivo a Roma. Pure io tengo 14 anni, ma vivo a malapena. Io per la scuola ho uno zainetto antiscoliosi.
I non tenga scuola, ma ringraziando la Maronna tenga scoliosi. Io ho 8 professori più 1 di sostegno. I tenevano maestro, ma è morto per mancanza di sostegno. Io ho un Nokia, i tengo l'ernia invece. Io posso mandare SMS, i mando gli SOS, ma tanto non mi caga nessuno. Io sono un po' schizzinoso, non mangio tutto. Io sono più schizzinoso ancora, mangio niente, figurati. Noi in famiglia siamo pochi perché papà è diventato sterile. No, noi siamo tanti perché papà tromba come un negro invece. La mia sorellina, per esempio, è nata con l'inseminazione in provetta. No, la mia sorellina è nata con l'inseminazione alla spina proprio regolare. Però papà tiene una provetta e che sta fatta? Io in televisione guardo Maria De Filippi. Non è un granché, ma è meglio che niente. Io non tengo la televisione. Non è un granché, ma è meglio che Maria De Filippi. Il mio papà è stato in Africa. Appena arrivato ha fatto il bagno nell'Indiano. Il mio papà è stato in Italia, lui non era ancora arrivato che l'hanno buttato dentro al Mediterraneo. Ma con un indiano e 2 curdi, Il mio papà vende armi ai negri. Il mio papà vende fazzolettini ai bianchi. Noi ci spariamo e loro si asciugano le lacrime. Noi in famiglia abbiamo degli hobbies. Noi no, teniamo solamente i pidocchis invece. Il mio papà per esempio è tifoso, ma molto tifoso, è proprio malato di tifo. A me lo dici. Il mio papà è malato di tifo, AIDS e colera, figurati. Io il sabato per ballare Vasco, un'esplosione di energia. Noi tutti gli altri giorni per saltare Mina. Un'esplosione, basta. Il mio colore preferito è il nero, ma vaffanculo, va! E questo è niente, vedrai il futuro. Magari potesse avere un futuro. Oh! Dove cazzarola state? No, perché abbiamo aspettato, abbiamo detto verrà, non verrà, vai a sapere. Poi non si è venuta, abbiamo cominciato, no? Dici. Per rompere i coglioni sono fatto apposta. Dicevo, poi ci sono i diritti individuali. Comincia la famiglia dei diritti individuali. Tra i diritti individuali ci sono quelli legati alla sicurezza, no? Che dicono che su questo pianeta non si può essere picchiati, maltrattati, uccisi, torturati, violentati. Che pare una scenità, ma nel mondo ci sono 27 milioni di schiavi, 27 milioni, senza pensare a Bondi e Fede, proprio in assoluto, 27 milioni. 150 paesi che applicano la tortura, compresa l'Italia. Noi teniamo porta a porta tutte le sere e non va sottovalutata questa cosa qua. Ci sono, ma che vi devo dire, guarda che succede. 68 paesi che applicano la pena di morte, 2 milioni di bambini schiavi sessuali, no bordello, veramente una cosa impressionante. E noi che siamo i più sicuri invece, tra i più sicuri di questo pianeta, quello che ci mette agitazione sono gli insicuri, che ci mettono ansia, perché vengono dall'Africa, arrivano gli africani, pensiamo che ci rubano le donne, gli tengono amico che la moglie gli ha messa la cintura di castità, quella Beghelli col telecomando. Te le salva la figa Beghelli, non so se l'avete visto. Solo che il telecomando, la frequenza è sulla stessa frequenza di Rete 4, per cui ogni volta che mette Emilio Fede la moglie gli casca la mutanda, E poi ci mettono agitazione perché non si stanno mai fermi, vanno sempre in giro, sta africano vanno sempre in giro. E lo possono fare perché ci sono degli articoli che parlano proprio del diritto di muoversi come si vuole su questo pianeta, tant'è che noi lo facciamo, no? Andiamo abitualmente in giro per tutto il mondo senza crearci nessun problema, facendo pure brutte figure, perché quando andiamo nel terzo mondo quelli sono più belli, ma sono più belli, sono più poveri ma più belli di noi, capito?
facciamo delle brutte, ma tu metti che un popolo del primo mondo va in vacanza in Brasile, i giapponesi che vanno in vacanza in Brasile, ma è una figura di merda onestamente, no? Con tutto l'affetto per i giapponesi, ma fanno schifo, sono brutti, dai. Il popolo col culo più basso del mondo, è una cosa, tutto quanto col culo all'altezza del battiscopo stanno i giapponesi. Se gli metti un pennello nel culo fanno le strisce per terra come all'Anas, si tengono singhiozzi, fanno le strisce tratteggiate, ma sono brutti, poveretti, ma che mica è colpa loro, ma sono brutte. Se una giapponese va in vacanza in Brasile e incontra una brasiliana, fa una brutta figura, perché la brasiliana tiene il culo dove la giapponese tiene lo scaldabagno abitualmente, no? Infatti in Brasile hanno inventato la samba, in Giappone il karate, ci saranno motivi, no? Ma che vi devo dire? Le svedesi sono bellissime, le svedesi, che buonici, le svedesi sono bellissime, no? Ma sono pallide, maronna come sono pallide, vanno a Zanzibar, si mettono l'olio solare, si mettono al sole, si friggono, diventano prima fucsia e poi esplode, come hanno sferato, boom, fanno una botta e rimane solo un mucchietto di peli rossi in terra, perché non si depilano i svedesi, vanno in giro con queste cosce tutte coi fili, sembrano 7 irlandesi, una cosa che fanno impressione. Gli americani, che uno dice sono belli, gli americani no, quelli belli li usano solamente per fare i film, o resti sono a chiave, sono un popolo obeso, chiatto, ma proprio chiatto sono l'americano. Se tu prendi un americano e gli metti una mutanda di paglia, sembra una damigiana da 54 litri, non si vestono una chiave, come Moira Orfei, una cosa. È l'unico popolo al mondo che va ai matrimoni con lo smoking celeste, ma come cazzo te viene in capa? Che si va in America, ma fanno faustinista in America. Che poi gli americani dove vanno? Si vestono in base al paese che immaginano, no? Vanno a Venezia, si veste a gondoliere l'americano. Arrivano a Venezia, salgono sulla gondola, 180 kg, si affonda la gondola, non ci sta niente da fare. Vanno a Napoli, si veste a Pulcinella, vanno in Costa Smeralda, da puttaniere si vestono, perché sanno che funziona così la cosa. E ridono sempre, che cazzo ci avranno a ridere, chi lo sa. Ma noi siamo i peggio di tutti, noi in assoluto i peggio, perché noi oltre a essere brutti e chiattuncella siamo anche vanitosi, ma vanitosi. Noi siamo l'unico popolo al mondo, a me sto fatto mi fa impazzire, che per andare al mare s'abbronza prima. A me sto fatto mi fa impazzire, mi fa scipazza, perché una volta era facile, uno diceva sei pallido, era facilissimo. Sei pallido, che fai? Vado al mare. Ma no, prima si fa sedia elettrica, ti cospargi di benzina, ti appiccichi i cerini. Quando sei carbonizzato vai al mare. Che cazzo vai a fare al mare? Sei carbonizzato, stai a casa, no? Chi tu fa? Stai tranquillo all'ombra. Ma qualsiasi popolo normale, nel deserto, vede l'acqua, la prende e beve, no? Noi no, pigliamo l'acqua e ci pettiniamo. Perché dobbiamo essere sempre alla moda, sempre eleganti. Ma chiunque, la signora Carmela che decide di andare in vacanza alle Maldive, non è che piglia parte. Prima prende il giornale, sfoglia, vede Naomi Campbell che col costume bianco sembra la pantera nera. La signora Carmela con lo stesso costume pare a balena bianca, è nato fatta. Arriva alle Maldive, si scamazza sulla spiaggia che pare un leone marino, che lo registra nei sismografi, che la roba là. E sulla spiaggia delle Maldive appare sto culo bianco enorme, che pare che hanno costruito un igloo sulla spiaggia delle Maldive. Che poi la forza di gravità è contraria alla signora Carmela, perché quando Carmela è sdraiata, le chiappe di Carmela si abbandonano lateralmente da questa parte, no? Scoprendo queste mezze lune pallide qua sotto, che non vedevano il sole da tempo immemorabile, e ritrovi oggetti che non trovavi da anni. Dalla sotto esce il cellulare, patanelle fritte, ma qualsiasi cosa. Sulla spiaggia delle Maldive vedi donne abnormi, col tanga, cazzarola, che nell'800 per trovare il culo sotto la mutanda ci vuole una settimana. Mo per trovare la mutanda a mio suo culo, ma ci vuole un mese. I costumi di rete nera che la signora Carmela esce dall'acqua, che tu dici ma non era vietata la pesca al tonno, ma com'è possibile? Cioè quella è Carmela, sì, è Carmela nato fatta. E i maschi sono peggio, sulla spiaggia delle Maldive vedi uomini con i costumini, quelli degli anni 70, quelli piccolini, quelli di Marchi Spizzi, incazzate nere, sti cose, ma piccoli, che Clemente dentro deve stare aggrappata a una coscia, perché sennò ogni tanto caccia la capa fuori. Che sta succedendo qua fuori? E si rituffa dentro, che poi il costumino non lo vedi perché la panza arriva fino e cae, sono costretti all'uso della bretella, nuovo costume, papanza proprio.
i pantaloncini di licra, quelli tutti aderenti con dentro un pacco di cotone idrofilo così, perché noi ci teniamo a queste cose, che poi vanno a fare un bagno, se un zuppo cotone affogano, perché peserà 180 kg quella roba là. I costumi interi, quelli come Rosolino, come Felpa, quelli tutti che Rosolino sembra l'orca assassina, loro sembrano sacchetti tra monnezza, certe cose. Però non siamo ancora pronti per partire, non siamo pronti perché manca una cosa sostanziale, non si può partire senza il tatuaggio, non si va a nessuna parte, te lo chiedono alla dogana, passaporto e tatuaggio, se no non ti fanno uscire. Siamo tutti tatuati perché il tatuaggio è democratico. Briatore non può avere più tatuaggi miei, finisce la pelle a un certo momento. Infatti siamo tutto tatuati, bambini di Pistoia tatuati come indios del Paraguay, i vecchi tutto tatuato, non sanno più che tatuano il catetere, certe cose. Le donne che si fanno le farfalline sul seno, che dopo qualche anno tenono un animale preistorico che arriva fino a qua. Un drago di Komodo azzeccato una zizza, certe cose impressionanti. E senza pudore ci tatuiamo qualsiasi cosa, tutto, la lista della spesa, la ricetta del babà al rum, qualsiasi cosa. Il must è proprio il nome della moglie e del figlio qua sotto, tatuate in cinese. Maria e Gennarina, ma in cinese, dai. C'è un po' il cinese che fa un tatuaggio, che se ne fotte, no? Tanto che sai il cinese tu, che le scrivi quello che paese, no? Scrive all'anima e chi destra morta in cinese. Lo scrive in cinese però, Però se ci fate caso, quando incontrate i cinesi, ridene sempre, perché leggono i tatuaggi, dice, ma guarda che l'uscino c'è scritto all'anima e chi destra morto sotto braccia. I tribali, ogni tanto viene uno e dice guarda qua mi sono fatto un tribale della tribù Warakanuka. E chi so? Boh, nessuno sa chi sono i Warakanuka. Come se i Warakanuka si tatuassero qua sotto le orecchiette con le cime di rapa, dicessero questo è un tribale di una tribù di Bari. Ma che cazzo se ne fotte Warakanuka? Come siamo tutti pittati, come la Cappella Sistina, possiamo partire. E andiamo nel terzo mondo, perché a noi ci piace il terzo mondo, ci piace assai, ci piacciono i bambini fondamentalmente. Pagando, siamo Maronna, pagando, perché noi siamo il primo popolo in Europa per le vacanze sessuali, gli italiani, 100.000 italiani l'anno vanno in vacanza in Indocina, 100.000 è uno stadio pieno, 100.000 gli uomini, le femmine vanno in Giamaica. Che tu incontri la signora in Giamaica e dici che facciamo oggi? Ci beviamo 2 bianchini? No, io mi faccio 3 negroni, quale bianchini? Ci fatto 8.000 km, 2 bianchini, la casa è piena di bianchini, la casa mia, sta pure postino che è bianchino, che me la fotta. E partiamo, dimenticando sostanzialmente quali sono i motivi del viaggio, perché uno viaggia per rimanere sbalordito, no? Per vedere cose e persone che non ha mai incontrato nella vita, e dimenticando anche una cosa che fino a qualche decennio fa era sacra, l'ospitalità. C'era un dio, poi vi ricordate i libri di scuola, c'era un dio apposito per l'ospitalità, Zeus Xenia, serviva solamente a chi lo fa all'ospitalità. Noi l'abbiamo dimenticato completamente, quasi in tutto il mondo devo dire, però c'è ancora qualche popolazione nell'Africa che rispetta sacralmente questa cosa dell'ospitalità. Qualcuno di voi saprà che io mi aggiro sovente per il terzo mondo e vi volevo raccontare questa aneddoto. Una volta mi sembrava di fare un film con i Turkana, un popolo primitivissimo, veramente tra i più primitivi del mondo, per cui da Roma piglia un jumbo jet, piglia parte, arriva a Nairobi piglia un'aerea africana che è quello che è, diciamo un DC 2,4, ecco, una cosa questa. Arriva a Nakuru piglia un aeroplanino che era un cartone animato, arriva a Loki Ping piglia la jeep, cammina e arriva in mezzo ai Turkani, popolo bellissimi, nilotici, altissimi, neri, certe bestie, completamente nudi. Le donne hanno soltanto una cintura di perline intorno alla vita, questi zizzettuni che arrivano fino a qua.
i maschi pure loro tutto nudo con sto capitone che va in giro per tutto il poi i maschi si mettono la cacca di mucca spalmata in capo, no? Si fanno questo caschetto di cacca, diciamo, un cacchetto, ecco, avete visto? Questo è il materiale, no? Che penne che escono, scudo, lancia, incazzata nera, incazzata per d'altra parte pure voi che la cacca la stessa incazzata, no? A un certo momento, quando siamo arrivati, mi viene incontro il capovillaggio che si riconosceva perché teneva una montagna e merda in capo. Ha messo proprio la testa sotto la vacca, boom, e si era fatta sta permanente improbabile in capo. Comunque mi viene incontro, ora mo i turcana parlano solamente turcana, no? E non è che a scuola ha fatto turcana, per cui mi ero portato un traduttore che dal turcana traduceva i swahili. E non parlo manco swahili ovviamente, per cui tenevano un traduttore e dallo swahili traduceva in inglese. Che può fare? Non parlo manco l'inglese, eravamo una folla, ma non so che gente, non so che gente. Comunque arrivo sto capo, io saluto, dico buongiorno traduttore, traduce, dice good morning, chi lato traduce a Bariaco, chi lato traduce soba, poi torno indietro soba, a Bariaco, good morning, Gaet, buongiorno, vabbè, buongiorno, il primo quarto d'ora è passata così, ma tanto tenevamo un sacco di tempo a perdere, dopodiché ho fatto l'annuncio, no? Dico noi siamo venuti qua perché io volevo fare un film con voi. Ma non avete idea dell'entusiasmo, la gioia, zumbavano tutto quanto, scudi, lancia, zizze per tutte parti, e capitone, sembrava la sagra della zizza e del capitone, era una cosa. In mezzo al villaggio c'era un falò, è passata una capra, il capovillaggio ha guardato la capra ha guardato il capovillaggio e che brutto presentimento! Infatti il capovillaggio ha preso la capra viva, l'ha messa viva, sta povera bestia sul fuoco, sta povera, una cosa, capra che belava, beh, poi gli ha staccata una coscia, me l'ha data la zannata la capra, beh, dica ancora un po' cruda, mi pare. Dice no, a noi ci piace al sangue, siamo come in Toscana proprio, ci piace al sangue. Poi ci siamo bevuti una cosa che non sai che è, e non lo voglio sapere, non l'ho mai vista. Ci siamo fumati della sterpaglia che stava tutta là, torna e non era male, la verità. E abbiamo ballato e cantato tutta la notte, ma con entusiasmo, certo zizzettato in faccia, bam, ci pigliate una capotunata a caddarella, all'alba, il capovillaggio si è alzato, no? Con lo scudo lancia, si è alzato, si sono fermato tutto quanto. Che chi è il capovillaggio, mica era Valdurra, il capovillaggio originale, diciamo, no? Sono fermato tutto quanto, il capovillaggio è venuto da me, mi ha detto noi siamo felici che tu sei venuto qui a fare un film con noi. Ma che è un film? Non lo sapevano, ma la festa era stata organizzata non perché noi eravamo andati là a fare un film con loro. Era stato organizzato perché noi eravamo andati là, questo era il motivo dell'entusiasmo, ma tu ce lo vedi, ma cazzarola, ma è proprio fatta, ma tu ce lo vedi Maroni a Lampedusa che quando arrivano dall'Africa con capitone, che sta là cazzomba che aspetta. Ma Maroni è di un'altra tribù, cazzarola, è della tribù della Lega, che c'è il druido che prepara la bevanda magica, che chi la beve diventa analfabeta, è una cosa che Calderoli è caduto nel pendolone da piccolo, è rimasto offeso per sempre, quando è uscito dal Calderone ha detto e mo a questo che gli facciamo fare? Il ministro, che bella idea, cazzarola, l'hanno messo là a fare ministro, che poi quest'anno Bossi ha mandato gli uomini migliori in mezzo al Mediterraneo proprio per fermare l'immigrazione, sono partiti proprio Calderoli e il figlio di Bossi, Renzo Bossi, detto Provolino, sono partiti tutti e due con questa barca, sia Polenta e Eusei, si sono trasportati in mezzo al Mediterraneo, con Bossi ogni tanto telefona e dice dove siete posizionati? E Calderoli dice io a poppa e Provolino in mezzo alla barca. Deficiente la vostra posizione geografica, geograficamente sono del nord, attenzione, però sto vicino in piedi, vicino al timone e Provolino in mezzo alla barca che vomita, guarda, una cosa straordinaria. In un certo momento è passata la portaerei americana, la Nimitz,
all'inizio con Calderone che ha detto Provolino passami la paletta, accostare quelli da sopra, fuck you, che hanno detto? È che ci mandano un fax, ho detto fax you, evidentemente mo ci mandano un fax. Ma quella è la barca di Briatore, come lo sai? E si chiama Sono ricco, vaffanculo, è la barca di Briatore. Quella invece è la barca di Corona, come lo sai? E sopra c'è un ragazzo con degli occhiali di marmo nero specchiati dall'interno, così si può guardare e dire minchia se sono figo, è lui. C'è anche Belen, cosa ha sulla poppa? Un capezzolo mi pare, non quella poppa, no, pure sull'altra, sono due ma sono simmetriche, diciamo. La poppa, quella che sta dietro, quella si chiama culo, quale poppa, come parli? Come si chiama la barca? Ah, la barca si chiama Riccardo III, sì, Enrico VIII, Ricatto III, e Corona, Ricatto III, no? E quella è una nave di disperati, guardala, tutta gente bruciata dal sole, vestiti in una chiave, che vomitano, sono loro. Ah no, quella è la nave della Tirrenia che torna dalle vacanze in Sardegna, no, è nato fatta. E tutta quella gente che fermiamoli, accostare, come mai la barca è omologata per 8 e voi siete 421, Che siete gli oba? Quelli non sanno che dire, dice no, siamo la panchina lunga del Milan, prega da questa parte. E stanno ancora là che aspettano, Intanto nel loro villaggio c'è il bardo che li aspetta con la cetra, già sta preparando la canzone di benvenuto, faccetta nera bella abissina, ma non con la cetra, a rutti e scorreggia, è una cosa fantastica, perché loro ci tengono ai diritti, quella della Lega ci tengono ai diritti, ai loro, quelli degli altri un po' meno, diciamo, anche se sono sanciti, sono scritti, ci sono i diritti, c'è una categoria di diritti che parla proprio del diritto alla giustizia, il diritto alla giustizia. Ci sono degli articoli che dicono che sia diritto a un equo processo, a un tribunale indipendente, alla possibilità di ricorso, alla presunzione di innocenza, insomma come sta scritto in tribunale, no? La legge è uguale per molti, c'è scritto, se no non c'era scritto, no? Certo, sono nuovi questi articoli, per cui qualche scucitura c'è, che vi devo dire, se pulisci i vetri ai semafori con la pelle di daino, ti arrestano. Se ti pulisci il culo con la bandiera italiana ti fanno ministro. Qualche scucitura c'è, da qualche parte qualche scucitura c'è, ma che ne sai, se vendi, non lo so, che ti devo dire, se vendi una borsa made in China ti arrestano, se ne vendi 1 milione ti fanno stilista, se fai entrare tua moglie clandestinamente ti arrestano, se fai uscire 1 milione di euro ti condonano, se riesci a fare tutte queste cose contemporaneamente ti fanno primo ministro. Quindi qualche scucitura c'è, da qualche parte qualche scucitura c'è sta, ma abbiamo questa visione naif, più che naif è genetica, visione genetica della legge, giusta, sacrosanta, non si chiama Maronna, sacrosanta, perché dal punto di vista genetico, se noi vogliamo andare a controllare il napoletano, e io lo so, vengo da là, ruba, non c'è sta niente da fare. Se tu prendi il DNA del napoletano e lo metti sotto al microscopio, te ne proprio mascherina nera. Sì, mazzata nera. Il siciliano geneticamente è mafioso, ma fin dalla nascita, come nasce il primo bagnetto glielo fanno nel cemento armata. Il popolo del nord, 20 milioni di leghisti, come passi il po' tutta gente con scolapasta in capo, spada di legno, tutto quanto, vaffanculo, tutto quanto così, In Portogallo non parla nessuno, sono portoghesi, in Turchia fumano come i turchi, meno male che sono arrivati gli africani, così la colpa è sempre la loro e chi si è vista si è vista, ma verrà il giorno, e verrà il giorno in cui legge e giustizia coincideranno, sarà un giorno fantastico, perché sarà il giorno del grande giudizio, un momento straordinario, ma ne sentiremo e ne vedremo, sentiremo milioni di tamburi, milioni di trombe guidate da Sant'Eustachio, le trombe d'Eustachio, ma è una cosa fantastica, e usciremo tutti dalle tombe, ma tutto quanto, preistorici, astronauti, mai, austrogoti, gli unni, gli altri, tutto in giro ci andiamo, i visigoti, gli odontotecnici, i carrozzieri, i commercialisti, tutto quanto,
saremo miliardi. Infatti ci saranno gli altoparlanti che cercheranno di mettere ordine. Tutti i giapponesi sono pregati di andare da Buddha e tu vedi milioni di giapponesi che vanno tutti quanti da Buddha, tutti quanti con un pennello nel culo che vanno da Buddha. I testimoni di Geova sono pregati di farsi giudicare, che uno dice ma sono testimoni o sono imputati questi? Chi sono esattamente? E si rincontreranno persone che non si vedevano da secoli, Antonio e Cleopatra, che si incontrano, si abbracciano, con Cleopatra che dicendo fa caldo, fa piacere. Enrico Berlinguer che esce dalla tomba, vede tutto sto bordello e dice cazzarola che manifestazione, guarda qua, il partito ha fatto passi da gigante. Con Fassino che dice Rita già parlavi in un momento, già l'ho fatta. Freddie Mercury che incontra Pupo, ma un momento straordinario. Con Freddie Mercury che guarda Pupo dice ma tu sei Pupo, ma sei proprio tu, ma da anni ti cercavo che ti volevo dire ma va a fanculo, va cretina. Attila, momenti epici. Attila e Bob Marley che si incontrano. Con Bob Marley che guarda Attila e dice ma tu sei quello che dove passi tu non cresce l'erba, eh? Cretini, imbecille, vandalo. L'unico vivo è Andreotti in questo bordello, pensa. E intanto nel cielo volano esseri bellissimi, straordinari, comici, bellissimi. Il più bello di tutti, Covatta. L'ho scritta io, che me ne foto, posso scriverla, no, la soddisfazione, ma posso fare. E intanto nel nostro stand c'è il Padre Eterno con San Pietro, gli angeli, gli arcangeli, i cherubini, i serafini e Simona Ventura che sta sempre tra i coglioni, sta sempre Simona Ventura. Col Padre Eterno che dice allora Pietro cominciamo, avanti il primo, entra il primo, guarda Dio e dice buongiorno collega. Come va bene? Come ti chiami? Mi chiamo Silvio collega. Silvio, ma hanno detto che dicevi cazzate, ma non pensavo fino a questo punto, Silvio. Comunque, Silvio, non ti preoccupare. Tranquillo, Silvio. Adesso facciamo il processo. Il processo! Processo no, ho trovato un dio comunista! Silvio, stai tranquillo, non ti agitare. No, io mi agito, signore, perché io so come Remida, tutto quello che tocco diventa oro. Bene, da oggi diventerai come Re Merda. Tutto quello che tocchi diventa... Ma già stai un bel pezzo avanti, forza da quella parte, forza. Avanti il prossimo, lei chi è? Il Papa. Il Papa di chi? No, il Papa, sono il discendente di Pietro. Pietro, c'è tuo figlio, gli vuoi dire qualche cosa? No, non hai capito. Io sono quello che sta sul soglio di Pietro. Pietro c'è uno che ha portato le soglie, le ha ordinato pesce per casa. No, non hai capito? Io sono il rappresentante di Dio. Chi sei tu? Ma fammi piacere, cammina. Pietro! Fagli l'etilometro a questo qua, guarda che gente strana. Mo se ne vai visto, ma un rappresentante, è Dio. Un rappresentante. Ne manca valigetta e fa un rappresentante. Avanti il prossimo, voi chi siete? Noi siamo vescovi pedofili, vi aspettavo, voi vi aspettavo. Allora levate la mutanda, via la mutanda, vi mettete là e vi piegate a 90 gradi, là, in quell'anno. Signore, ma là è pieno di bambini. Non so bambini, sono nani. E perché hanno un estintore in mano? Non è un estintore. Signore, ma quelli con un cannone nel culo sono pedofili, no guerrafondai. Voi tra i pedofili, forza! Avanti il prossimo, voi chi siete? Dolce e Gabbana. E che avete fatto? Noi vestiamo Madonna fin da quando cantava Like a Virgin. Pietro mi stanno pigliando per culo per caso. Quando è che mia moglie cantava? Non quella Madonna, signore. Ah, vabbè, falli entrare allora. Avanti il prossimo, voi chi siete? Bossi, Maroni e Speroni. Dove dobbiamo andare? Allah, cazzarola! No, Allah, da quella parte, nella palude del Fetonte, immersi nella merda fino al collo, contro le navi di extracomunitari che cagano, affinché il livello della palude non si abbassi mai. Forza da quella parte. Aspettate, vi siete dimenticati il bambino? No, chi è Brunetta? Ah, Brunetta.
T'avevi riconosciuto, brutta. Anche tu nella palude, ma in quella dei piccoli, se no affoghi, dai da quella parte, forza. Avanti il prossimo, voi chi siete? Rotondi e Capezzone. Pietro, questi li seppelliamo col culo di fuori, Perché signore? E sono inutili, almeno parcheggiamo le biciclette, qualcosa serve. Avanti il prossimo, il prossimo, che è sto burro? Chi siete? Che è tutto questo casino? Chi siete? Siamo i tossici, cazzarole tossici. Pietro, dove li mettiamo questi? Fate una cosa, andate tutti dentro quella stanza là. Che c'è là dentro, signore? Là dentro è pieno di cocaina. E che supplizio è? Ma c'è un vento della Madonna, forza da quella parte. Pietro, vieni un momento, vieni qua, Pietro. Chi è che è la Pietro? Che era la Carfagna, signore. Cazzarola con pucciacuno, e quell'altro, quella è Bocchino, signore. Allora Pietro, da oggi facciamo lo scambio delle coppie, da oggi Bocchino mi fa la Carfagna e la Carfagna mi fa... Pietro, che è sto burdello che aderete? Che sta succedendo? Che c'è? Sono gli eiaculatori precoci, signore. Quando sono venuti? Immediatamente, come chiamate? Quelli sono, falli stare zitti che sto facendo il giudizio. Avanti il prossimo, tu chi sei? La Binetti, che hai fatto? Porta il cilicio, per quale motivo? Per soffrire, ma allora sei deficiente, cazzarola. Allora per tutti i secoli dei secoli chiuso in ascensore con platinette, forza da quella parte. Silvia, la andavo qua, ma che boh, Silvia. Signore, non mi piace quel supplizio che tutto quello che tocco diventa cacca, ho dato la mano a Cicchitto, ci è rimasto malissimo. Allora Silvia, ti cambiamo supplizio, allora ti impicchiamo a un elastico e sottomettiamo Rocco Siffredi e tu puoi subire, capito? Per quante volte, signore? 60 milioni di volte, una per ogni italiano che ti sei ingulato tu, va bene Silvia? Okay. A posto così. Amen. E poi salta beccando da un diritto all'altro, c'è il diritto al matrimonio. Qua devo dire che riaffiorano le radici classiche europee, le radici cristiane, cattoliche, giudaiche, la carta è stata scritta in Europa. Però devo dire che è stato ben congegnato questo diritto, perché il diritto al matrimonio dice che chiunque si può sposare. Chiunque, indipendentemente da qualsiasi cosa, tu puoi sposare un cavallo, tu puoi sposare. Pone un'unica condizione, che tutti e due siano d'accordo, questa è l'unica condizione. Quindi avere una moglie è un diritto, oltre a essere una rottura di coglioni, ma è un diritto. Ma io lo dico perché sono sposata, che sarà 700-800 mila anni che sono sposata. Siamo conosciuti da ragazzi, stavamo 3 metri sopra il cielo, ma stiamo quasi 3 metri sottoterra, in questione di settimane, diciamo. Mi sono sposato con una femmina, per cui con tutti i pregi e i difetti delle femmine. Ogni tanto mi dice: amore, che facciamo stasera? Andiamo al cinema? Dico sì, amore, che andiamo a vedere? Andiamo a vedere Quando l'alba ci coglierà morti. Quei film da femmine che le palle ti sprofondano dentro le casatine. Io sono rimasto agli anni 70, Ursus contro Maciste, quelle cose là, anche quelli improbabili, Zorro contro Bersani, queste cose qua. Mi fa fare il Pilates, già perdi i capelli che la mi fa fare il Pilates. Dopo 100 anni è ancora gelosa, pensi, ogni tanto mi chiede: ma vai a letto con qualcuno? Dico sì. Col Voltaren. È un travestito brasiliano, dico no, un antidolorifico locale da incasciatica che può fare. Però mo nonostante tutto questo, sessualmente siamo una potenza, ma è una cosa straordinaria, una fantasia ancora teniamo, inventiamo le posizioni, abbiamo abbandonato il vecchio 69, siamo passati al 96, che è una cosa fantastica. 96, schiena contro schiena, dormiamo come sassi, ma è una cosa, ma siamo olimpionici del sesso, olimpionici, lo facciamo una volta ogni 4 anni, è una cosa. L'ultima volta è chiamata la scientifica, è arrivata la scientifica col gesso, mi ha fatto tutto segno, turno, perché pensava che ero morto. E tu, ma come ululavo? Dice: ah no, ma non randolavi. Dico: ma che randolavo? Ululavo, quando uno randola, quando uno ulula, si capisce la differenza, no? Niente, solamente ininterrottamente, niente sempre. Dice: capisco addormentarsi subito dopo, ma durante mi pare eccessivo.
Dico bella, capisco che tu non ti levi il pigiama perché fa freddo, ma il loden, almeno il loden tu potessi lavare, no? Quando facciamo al lavoro sembra il circo equestre, ci manca solamente che si mette un naso russo, perché arriva come i clown, piglia sto palloncino, ci fa le margherite, le sciabbole, i cagnolini, i recchi che escono, certe cose. L'ultima volta siamo tornati dal Pilates, certo, dopo una giornata di sports si potrebbe fare del sesso. Dico, vado a cercare rinforzi, tu non ti muovere da là. Dice, dai, cercami il punto G. Dico, mo se trovo una pila do un'occhiata, dico, ma non credo di riuscire. Dice, ma come io volevo fare le cose fantasiose, facciamolo in cucina. Dico, ma facciamolo nella camera iperbarica allora, no? Almeno pigliamo una fiatata ogni tanto. Dice, no, facciamo il Kama Sutra. Dico, guarda, io consiglio il risico, guarda come te lo dico, è molto più tranquillo. Dice, no, facciamo le posizioni. Dico, va bene, 1, 2, 3, stella. Ti sei mossa, tu hai visto che ti sei mossa? Dice, ma io volevo fare il sesso orale. Dico, va bene, e quando te ne farei? E quando te ne direi? Ti mettessi a capo sotto, che là da parte, ti aiutassi e ti mettessi a questa da parte. Dico, mo che abbiamo fatto l'orale, l'ho scritto, no però, Dico, ma come mi ero messa la biancheria di seta? Dico, a voi tengo calzettine lana, dovremmo stare coperti. Dice, spegni la luce. Ho spento la luce, oggi pigliata una capata. Il coppo spigolo, rolietta, boom, ma un dolore. Sono andato all'ospedale, il medico mi ha detto, che è successo? Dico, è il sesso sfrenato che mi accira. Dice, allora le do un consiglio, accenda una candela. Dico, perché la Maronna mi fa grazie, Dice, no, ma almeno capite che cazzo state combinando e non vi facete male, no? È già fatta. Però attenzione perché non la cambierei con nessun'altra al mondo, con nessun'altra, perché la vera rivoluzione non è cambiare donna tutte le sere, la vera rivoluzione è stare con la stessa donna per tutta la vita. Che è la grande rivoluzione, siamo eroi della resistenza, cazzo. Poi c'è il diritto alla proprietà privata. Il diritto alla proprietà privata, e qui riaffiorano le radici liberali della carta che è stata scritta, ormai l'abbiamo detto per la 100ª volta, nella nostra società, no? Una società liberale, per cui la proprietà privata è intesa quella cosa che è stata rogitata, dove c'è un rogito, quella è proprietà privata. È la nostra filosofia di vita, rogito ergo sum. Lo diciamo da tempo immemorabile. Vi volevo raccontare un altro episodio. Tempo fa sono stato in Amazzonia con una delegazione politica, perché io ho avuto anche una breve parentesi, poi non mi sono fatto mancare niente nella vita, ho avuto anche una parentesi politica e sono stato in Amazzonia con quello che era allora il ministro dell'ambiente Alfonso Pecoraro Katia e Ascania, no? Per cui piglia parte, tutte e cinque, io, Alfonso Pecoraro, Katia Ascania, piglia parte e siamo andati dagli Zoe, l'ultima popolazione scoperta sulla faccia di questo pianeta. Popolo buffissimo, direi bellissimo, sono i Turkana, i Zoe sono buffi, sono tanti, sono alti così. Brunetta fanno figurone alla mia, o fanno fa un fotomodello, ma è una cosa. Pettinati come bottiglione, che la cazzarola in capo, lì va una cazzarola e sotto sta la cazzarola, Poi hanno una cosa buffa, un riconoscimento tribale, che hanno un pezzo di legno, il cuturo si chiama, che esce dal labbro inferiore, qui sotto, che a me faceva molto ridere. Poi pensavo, io ride perché chi sta tenendo il pezzo che andiamo a mucca, noi anni che teniamo un palo nel culo, che cazzo c'ha da ridere. Comunque carini, devo dire, veramente molto carini. Anche loro, come spesso accade nei popoli primitivi, completamente nudi, soltanto gli uomini maschi, hanno come ornamento un fiocchetto colorato legato sulla punta del pesce, no? Che Pecoraro Ascania quando l'ha visto, se lo ha da cravatta, se l'ha girata in giro, ma hanno fatto un figurone, ma una cosa veramente è stato. Che però è comodo questo fiocchetto, è comodo per l'armadio, perché basta un armadio piccolino con le stampelline piccoline, tu prendi il fiocchetto nero per la sera, te lo metti, esce elegante in nero per la sera, te la fa la doccia, pigli il fiocchetto di spugna, insomma è una bella comodità.
Però questi zoe vivono nel paradiso terrestre, perché l'Amazzonia è il paradiso terrestre, c'è sta tutta l'acqua da mangiare, tutto, c'è tutto. E infatti gli zoe non fanno un cazzo dalla mattina alla sera, sono meridionali nell'accezione più sfrenata del termine. Ne ho incontrato uno, ve lo giuro, ne ho incontrato uno con una tartaruga al guinzaglio, una tartaruga. Ho detto, ma tu tieni una tartaruga al guinzaglio, ma se quella se ne scappa, chi acchiappa più? Disarmante, ve lo giuro, disarmante. Cucinano i maschi, gli uomini, no? Dentro un pendolino di coccio in terra, stanno così in terra con sto pendolino, con pesce in due pendolini, perché fanno brodo di pesce praticamente, no? Che uno mi ha detto, vuoi provare? Dico, no, tengo l'acidità di stomaco, no, grazie. Mo mi organizzo, trovo uno scarrafone, un ragno, una cosa si trova. Dopodiché in Amazzonia ci sono anche la Cargill e la Monsanto. Voi direte, chi sono la Cargill e la Monsanto? Sono due multinazionali che danno fuoco all'Amazzonia. L'Amazzonia è diventato uno dei più grandi produttori mondiali di anidride carbonica per i fuochi appiccati dalla Cargill e dalla Monsanto, perché poi nelle zone disboscate coltivano la soia, i soceros coltivano la soia che poi vendono alle multinazionali americane gli allevamenti di vacche in California. No? Allora uno dice, ma l'Amazzonia di chi è? Della Cargill e della Monsanto o degli zoe che stanno là da 50.000 anni? E della Cargill e della Monsanto, perché gli zoe non hanno rogitato. La prossima volta fate una telefonata commercialista e risolvete il problema, ma non l'hanno fatta. Ma d'altra parte noi siamo abituati a questo, perché il bene collettivo di fronte all'interesse privato passa sempre in secondo piano, perché noi viviamo in un'economia di mercato, anzi in una società di mercato, e la pensiamo tutti così, attenzione, chi più o chi meno, la pensiamo tutti nella stessa maniera, tant'è che il povero Giorgio Gaber diceva, io non temo Berlusconi in sé, temo Berlusconi in me, questo lo preoccupava tanto. E vi volevo leggere, se mi ha dato una luce qua, vi volevo leggere un brano, è molto abusato, ma molti di voi lo conosceranno, però è talmente bello che ve lo volevo leggere. Fa così: troppo e troppo a lungo abbiamo sacrificato la nostra personale eccellenza ed i valori comunitari nell'accumulo di beni materiali. Noi giudichiamo il nostro paese attraverso il suo prodotto interno lordo, ma il PIL comprende anche l'inquinamento dell'aria, la pubblicità delle sigarette, le ambulanze per sgombrare le nostre autostrade dalle carneficine del fine settimana. Il PIL mette nel conto le serrature per le nostre porte di casa e le prigioni per chi cerca di forzarle. Cresce con la produzione di napalm, di missili e di testate nucleari. Comprende i programmi televisivi che esaltano la violenza per vendere giocattoli ai nostri bambini, ma non la loro salute, né la loro educazione, né la gioia dei loro giochi. E non include la bellezza della poesia, né la forza dei matrimoni. Non misura il coraggio, né la saggezza, né la cultura, né la compassione. In breve, il PIL misura tutto, tranne ciò che rende una vita degna di essere vissuta. Questo l'ha detto Bob Kennedy il 18 marzo del 68 all'Università del Kansas. 3 mesi dopo, pum, l'hanno sparato. Poi ci sono i diritti culturali, il diritto alla scuola, che tutti pensano che sia un dovere, invece no, è un diritto la scuola. Vorremmo parlare della scuola, è complicata, perché la scuola vive un momento di difficoltà, di seria difficoltà. Difficile anche parlare della storica alleata della scuola, che è la televisione. Io dico storica alleata perché nel 1954, quando la televisione arrivò in Italia, il 70% degli italiani era analfabeta, il 70%. La televisione ha insegnato l'italiano agli italiani, anche attraverso cose molto naif. I meno giovani si ricorderanno il maestro Manzi, non è mai troppo tardi, sti cose qua, no? Poi negli anni a scuola è andata sempre più in basso, la televisione si è messa sempre più di chiatto, diventando protagonista della cultura. Malamente, perché non ci corrisponde, la televisione è altro da noi, è un'altra cosa, è un'altra fatta, è aliena, la televisione è aliena rispetto a quello che siamo noi. Ma vi faccio un esempio, c'è un filmetto americano che a me piace assai, tra l'altro, CSI si intitola, Grissom, maronna come mi piace Grissom, che però non ci corrisponde perché c'è l'antefatto del film, no? Lui e lei nel letto che fanno all'amore,
Poi sentono un rumore in cucina. Lui esce dal letto, sotto te una mutanda. Cazzate fatte fino a ora? Tutto sta a muina. Che facevate? Vi davate pizzicotti, che facevate? Comunque parte va bene pure essa, si mette la coperta in culo, come la regina Elisabetta parte pure essa. Che nella realtà è diverso, no? Uno sente un rumore in cucina, esce, esce fuori, che sta succedendo là fuori? Chi ci sta? Si c'è nafta. Comunque arrivano davanti alla scala della cantina, lui lo buttano giù dalla scala, lei va mazzate cecata e va in terra, no? Poi c'è la sigla, e arriva Grissom, capiletta a mano. Che abbiamo qua? Ah, guarda da lontano, una tocca, è morta da 7 ore e 23. Probabilmente strangolata, ha delle emorragie petecchiali. Catene? Petecchie, petecchie. Temperatura del fegato 27 gradi. Ehi, ma c'è un pelo sulla moquette di peli, come cazzo hai visto un pelo troppo moquette? E c'è anche una macchia di sperma sul soffitto. Dopo 5 minuti Grissom sapa tutte, quelle cazzo, sapa tutte Grissom. Ma tu pigliano poveri carabinieri italiani, no? Che dopo tutto sta carneficina arriva capiletta a mano, che abbiamo qua che sono finite le batterie della pila, cazzarola. Piccia luce, va! È morta, come lo sai? È sta in terra, uno che sta in terra è morta. Da quanto tempo? Da diverso tempo, è morta da diverso tempo. Tiene pure le petecchie, che so, cazzo ne sai, ma tiene petecchie. La temperatura del fegato io lo faccio a 130 gradi con le cipolle, ma guarda che esce una bellezza, Ehi, ma c'è una macchia di sperma sul soffitto. Sarà passato l'uomo ragno, perché come cazzo hanno fatto a fare quella roba alla coppa? Tutto campato per l'aria. Oltretutto, una volta la televisione dava una mano, no? Non è mai troppo tardi. Mo' è troppo tardi, non ci sta niente da fare. Perché una volta in televisione ci andavano i geni, vi ricordate Mike Buongiorno, rischia tutto, ci andava certa gente che sapeva tutto, universo da 60, e c'era quello che sapeva tutto sulla teoria delle stringhe dell'universo. Mo' da Gerry Scotti vanno cirta animale, cirta analfabetiche. Gerry Scotti gli fa la domanda, poi gli dà 4 possibili risposte. Vanno a culo praticamente. Con Gerry che dice secondo te, perché è un'opinione, non è un date fatte, secondo te Garibaldi si chiamava Giuseppe o Chanel? Ma come secondo te? Ma che è un'opinione? Dice allora mo ti faccio la domanda, attenzione, il ferro è un minerale, è un vegetale, è un animale o è un genitale? Non ti buttare, pensaci! Questo povero disgraziato tutto surato, che pensa? Il ferro è minerale. No, l'acqua è minerale. Sono stato a bar e ci ho chiesto l'acqua minerale, mi hanno portato l'acqua, mica mi hanno portato il ferro, mi hanno dato l'acqua. E allora è animale, noi tengono un cognato che è un animale, ma mica è fatto ferro, è normale, diciamo, no? È genitale, no, ma magari era di ferro il genitale, no, il genitale è di pongo, sta sempre ittato da una parte proprio. È vegetale, la tua risposta definitiva è sì, l'accendiamo? Sì, io a te t'appicciasse, proprio a te. Che a benzina e i cerini t'appicciasse, perché siamo in un mondo di analfabeti, che poi Umberto Eco sostiene che la televisione è importante soltanto per chi la fa, perché se sei in televisione allora esisti. Tant'è che Cristina del Grande Fratello è diventata opinionista perché è stata chiusa 10 settimane in una casa. E allora Totorina che avesse dice? Ci hanno dato 3 ergastoli, cazzarola, poteva fare o consigliere Obama, no? Ma siamo un popolo di analfabeti che se facessero a noi italiani il test che vogliono fare agli extracomunitari che per avere il permesso di soggiorno devono sapere la Costituzione italiana, le leggi italiane, la storia dell'Italia e la lingua italiana, a quest'ora in Italia se lo facevano a noi c'erano 10 extracomunitari e Umberto Eco.
basta, noi stavamo tutto quanto a Malta, tutta nata, ci mandavano tutto quanto a nata parte. Era proprio nato. Poi c'è il diritto alla partecipazione democratica su questo paese, perché non è che siamo diventati così, come dire, per grazia di Dio, siamo diventati così perché l'abbiamo fortemente voluto, anche attraverso una partecipazione democratica. Io volevo leggere una favola. Non si può leggere niente però, perché tra censura, segreto istruttorio, legittimo impedimento, un bordello, i 3 porcellini non si possono leggere, perché la mamma era una maiala e pare che poi Tarantino si incazza. Hansel e Gretel non si può leggere perché pare che non l'hanno trovati a casa della strega ma a casa di un vescovo. Che Pinocchio è satira, e non si può leggere perché è satira, perché pare che uno che ha i capelli disegnato in testa che dice cazzate è satira e non si può leggere. Però questa sempre se mi ha appicciata la luce, poi se non disturbo, ecco, questa si può leggere e fa così. C'era una volta un pezzo di legno, direte voi. No, c'era una volta un re che odiava tutti, giudici, giornalisti, giullari. Il re era impazzito perché aveva bevuto un elisir diabolico distillato da un mago cattivissimo, il famoso mago Merdino. Una mattina il re si svegliò e trovò una ragazza nel suo letto e chiese: chi sei, Raperonzolo? E la ragazza disse: no, sono Samantha, ho 19 anni e vorrei fare la televisione. E allora il re è andato allo specchio e disse: specchio, specchio, non son frottole, io volevo solo coccole e tu guarda quante zoccole. E lo specchio rispose: mio sovrano, pure tu con sta pasticchetta blu tieni gli anni d'Esaù, state fermo con sto bambù, no? Allora il re chiamò il cacciatore e disse: cacciatore, porta Samantha nel bosco e fatti dare il cuore. Quando tornò il re disse: t'ha dato il cuore? Il cacciatore disse: il cuore? Non aveva capito cuore, maestà, ma è costato pure 300 euro sta avventura. Ma sta zoccola, disse il re, a me me ne ha chiesti 1200. E Samantha rimase sola nel bosco, incontrò 7 amici del re: Truffalo, Trombalo, Rubalo, Pippalo, Mentilo, Evadilo, Cutolo e Cuffalo. Chi sei? Chiesero i 7 amici. La principessa sul pisello? No, non sono principessa, rispose Samantha, ma per quanto riguarda il pisello posso rilasciare interviste. E Samantha si fermò nella casina e nella casina vide anche un sacco di soldi sul cassone e disse: Ambarabacci Ciccocò, c'è un assegno sul comò, è il compenso dell'amore, l'onorevole in calore, e la polvere sniffò Ambarabacci Ciccocò. I sudditi del re cominciarono a rumoreggiare. Il re è impazzito, adesso basta. Allora il gran visir si preoccupò anche lui, versò il tremendo elisir della pazzia nell'acquedotto del regno e tutto il popolo impazzì. Quando tutti i sudditi furono impazziti, il gran visir disse: visto? Il re è tornato normale, perché un pazzo in un mondo di pazzi non fa notizia. I 7 amici del re furono amnistiati, Samantha diventò velina e tutti vissero cornuti e mazziati. Poi ci sono gli ultimi, quelli proprio che fanno parte, gli ultimi, quelli senza i quali si muore, quelli legati il diritto all'alimentazione, il diritto al vestiario, il diritto alla sanità, che pare una strunzata, ma nel mondo ogni 6 secondi un bambino muore per mancanza di cure, ogni 6 secondi uno, Van der, Noi non ce ne rendiamo conto perché da noi la sanità funziona, non so qua in Basilicata, ma a Napoli è una cosa. Allora mo vi dico, io tengo un vicino di casa, Carmine, 83 anni. Allora, io tenevo un vicino di casa, Carmine, ragioniere, 83 anni, che una notte mi ha chiamato e mi ha detto: mi fa male la panza, portatemi all'ospedale. Dico: Carmine, ma tu sei sicuro che puoi fare sta cosa? Dice: sì, voglio fare questa esperienza, fosse l'ultima cosa che faccio nella vita. Dico: secondo me. Dice: no, ho chiamato l'ambulanza che arriva dopo 40 minuti con 7 persone a bordo, 7, tutte malate, non c'era neanche un medico, erano tutte malate, perché l'autista ha pensato: vada nel quartiere e acchiappo tutte le malate che ci stanno, no? Non teneva neanche la sirena, teneva l'altoparlante: donne, è arrivata l'ambulanza. La gente scendeva
e caricava ai mani. Hanno caricato pure Carmine e siamo partiti verso l'ospedale con l'autista che cantava 1 su 1000 e ce la fa. Dico, ma che si scemo, con tante canzoni che ci stanno, proprio che stai a cantare? Dice, vabbè, lo faccio per tenerli allegri, poi gli racconto una barzelletta, quando arriviamo vi fanno le sabbiature e così va abituato a stare sottoterra. Dico, ma che si scemo? Dice, vabbè, mettiamoci una pietra sopra. Dico, oh, tronco, va, cammina, va, guida. Siamo arrivati all'ospedale, hanno scaricato Carmine, lo stiamo perdendo. E infatti l'hanno perso perché teneva la flebo corta e è cascata la barella, no? L'hanno ricaricato, presto, codice rosso, in sala operatoria, dobbiamo fare un cesareo d'urgenza. Dico, come un cesareo d'urgenza? È un ragioniere, da 80 anni. Dice, ah, è anziano, quindi è un parto difficile. Dico, ma che cazzo state dicendo? Con Carmine che dice, ma io non voglio diventare mamma. Dico, Carmine, tu ci metti pure tu per piacere, eh? Dice, ma non deve partorire? Dico, no che non deve partorire. Dice, allora dovete aspettare al pronto soccorso. Un girone dantesco. C'era gente che stava là da anni. 2 col diabete, si erano conosciuti là dentro, si erano sposate nel frattempo. Una signora era andata a partorire, ma sa quanti anni prima? Ha partorito un figlio geometra. Teneva 28 anni figlio, diplomato, ma diplomata. 2 ragazzi si baciavano, pensavano si ameranno, no? Invece no, uno teneva il piercing alla lingua, l'altro l'apparecchio per i denti, stavano aspettando che li portassero lì dal sito. Comunque, è toccato a noi, siamo entrati, il primario mi ha riconosciuto, no? Ha detto, signor Covatta, ma che piacere averla qua, per il suo amico abbiamo una cura rivoluzionaria, cremiamolo. Dico, come cremiamo? È vivo, pare morto, che impressione. È vivo, dice, allora mo sa che facciamo l'autopsia così vediamo che cos'ha. Dico, è vivo, sei incazzato primario. Allora siete venuti a farci perdere tempo qua. Torni quando è morto. Dico, capite, ma mo che è vivo, che fa? Dice, andate a fare le analisi, siamo andati, ci ha prescritto la coloscopia, siamo andati proprio nella sala della coloscopia di massa, proprio dove c'era un sacco di gente, tutto quanto con un tubo infilato nel culo. Hanno infilato un tubo nel culo pure a Carmine, stanno tutto quanto così. Non è cominciato lo sciopero dei medici durante la coloscopia di massa. Sono rimasti tutti così. Sembrava la partenza del moto mondiale. Guarda le cose, che la marmitta è uscita a cadere. Ma che impressione. Ma è una cosa brutta. Meno male che era uno sciopero a singhiozzo, meno male. Che durante un singhiozzo gli hanno sfilato il tubo dal culo. Che c'era uno che era andato a fare la gastroscopia, no? Che stava là che diceva, scusate. Per sapere, ma o tubo? Ma avete un'idea? È lo stesso, per sapere. Mentre stavano ancora tutti in questa posizione, è arrivata una suora con un mitragliatore. Dico, suora, ma è impazzita? Dice, non si preoccupi, sono supposto e approfitto della posizione e chiappa tutto contemporaneamente. Dico, Carmine, facciamo una cosa, andiamo a fare le lastre. L'ho messo sulla sedia a rotelle, siamo passati davanti al vetro quello dei neonati con Carmine che dice, ma io quando è che divento mamma? Dico, Carmine. Dico, ma allora sei scemo, non hai capito? Dico, forza, cammina. Passiamo davanti a ginecologia, non bordello, ma stanno un sacco di gente. Dico, che succede? Dice, stanno facendo l'inseminazione assistita. Dico, che succede? C'è il medico che tromba l'infermiera. Dico, è assistito da chi? E dice, da noi che stiamo qua che assistiamo, no? Dico, si può dare un'occhiata e c'è da pagare il ticket, non si può fare. Dico, Carmine, andiamo, cammini. Siamo arrivati a radiologia, gli hanno dato da bere 30 litri di bario, 30 litri. Non è andato di corpo per 3 settimane. Dopo 3 settimane ha espresso il desiderio di aprire un bowling. Cacava birilli di cemento armata, già in formazione da 12, ha detto ci facciamo pure una cosa sorda. Dico, Carmine, non si può fare. Dico, facciamo una cosa, firmiamo e usciamo. No, siamo andati a firmare, abbiamo perso un sacco di tempo perché c'era un vecchietto che non poteva uscire perché gli hanno messo il pacemaker, solo che hanno finito le pile e gli hanno messo l'attacco a rete direttamente. Pareva un aspirapolvere, come si allontanava,
pigliavano le gocce e rinfilavano il filo. Perché hanno provato la settimana prima con un altro vecchio, gli hanno messo il pacemaker a pannelli solari, che era una bella cosa, no? Gli hanno messo i pannelli solari sul revers della giacca, sembrava un presentatore degli anni 70, ma era una bella cosa. Ha piovuto per 3 giorni, è morto, non si è potuto fare niente. Comunque ho preso la cartella clinica, sono uscito, hanno sbagliato cartella clinica, mi hanno dato la cartella clinica di una ragazza che era andata a abortire con Carmine, che diceva ma io forse sto bambino lo dovevo tenere, dico Carmine, ma l'anima che destra morta, infatti è morta. Ma allora alla luce di queste sciocche considerazioni che hanno così percorso un po' gli articoli della Carta dei diritti, uno dice ma sta Carta dei diritti non serve a niente, non serve, la potevano fare direttamente a rotoli, almeno c'era una logica in questo, no? In realtà è tenuta molto poco in considerazione, ma è bellissima e questa sera sono molto orgoglioso di potervela leggere. Fa così. La Carta dei diritti dell'uomo. Tutti gli esseri umani nascono liberi ed uguali in dignità e diritti. Ad ognuno di loro spettano tutti i diritti e tutte le libertà enunciate nella presente dichiarazione, senza distinzione alcuna di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica, di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di altra condizione. Ogni individuo ha diritto alla vita, alla libertà ed alla sicurezza della propria persona e non potrà essere tenuto in stato di schiavitù o di servitù, né potrà essere sottoposto a tortura o a trattamenti o a punizioni crudeli, inumani o degradanti. Ogni individuo ha diritto al riconoscimento della sua personalità giuridica, tutti sono uguali davanti alla legge ed hanno diritto senza alcuna discriminazione ad una uguale tutela da parte di essa. Tutti hanno diritto ad un'effettiva possibilità di ricorso a competenti tribunali e nessuno potrà essere arbitrariamente arrestato, detenuto o esiliato. Ogni individuo ha diritto in posizione di piena uguaglianza ad una equa e pubblica udienza davanti ad un tribunale indipendente ed imparziale e chiunque, accusato di un reato, è presunto innocente fino a che la sua colpevolezza non sia stata legalmente provata. Nessun individuo potrà essere sottoposto a interferenze arbitrarie nella sua vita privata o a lesioni del suo onore. Ogni individuo ha diritto alla libertà di movimento e di residenza entro i confini di ogni Stato ed ha diritto di lasciare qualsiasi paese, incluso il proprio, e di tornarci quando vuole. Ogni individuo ha il diritto di cercare e di godere in altri paesi asilo alle persecuzioni. Ognuno ha diritto ad una cittadinanza. Ognuno ha diritto di cambiare cittadinanza. Uomini e donne in età adatta hanno il diritto di sposarsi e di fondare una famiglia senza alcuna limitazione di razza, di cittadinanza o di religione. Essi hanno uguali diritti riguardo al matrimonio, durante il matrimonio e all'atto del suo scioglimento. Ogni individuo ha il diritto di avere una proprietà sua o in comune con altri e nessuno potrà esserne arbitrariamente privato. Ogni individuo ha diritto alla libertà di pensiero e di coscienza ed alla libertà di religione. Tale diritto include la libertà di cambiare religione o credo e la libertà di manifestare la propria fede religiosa nelle pratiche, nel culto e nell'osservanza dei riti. Ogni individuo ha diritto alla libertà di opinione e di espressione, incluso il diritto di non essere per esse molestato. Ognuno ha diritto alla libertà di riunione e di associazione pacifica. Ogni individuo ha diritto di partecipare al governo del proprio paese sia direttamente sia attraverso rappresentanti liberamente scelti. Ogni individuo ha diritto al lavoro, alla libera scelta del lavoro e a giuste condizioni di lavoro, alla protezione contro la disoccupazione e ad uguale retribuzione per uguale lavoro. Ognuno ha diritto di fondare dei sindacati. Ognuno ha inoltre diritto al riposo e allo svago e a ferie retribuite. Ogni individuo ha diritto ad un tenore di vita sufficiente a garantire la salute e il benessere proprio e della sua famiglia. La maternità e l'infanzia hanno diritto a speciali cure. Tutti i bambini, tutti, nati nel matrimonio o fuori di esso, devono godere della stessa protezione sociale. Ogni individuo ha diritto all'istruzione. L'istruzione deve essere gratuita e obbligatoria per quanto riguarda le classi elementari e fondamentali.
Ogni individuo ha diritto di prendere parte liberamente alla vita culturale della comunità e di godere delle arti e di partecipare al progresso scientifico e ai suoi benefici. Ogni individuo ha diritto ad un ordine sociale ed internazionale nel quale i diritti e le libertà enunciate in questa dichiarazione possano essere pienamente realizzati. Ogni individuo ha dei doveri verso la comunità, ognuno deve essere sottoposto a quelle limitazioni per assicurare il riconoscimento e il rispetto dei diritti e delle libertà degli altri e per soddisfare le giuste esigenze della morale, dell'ordine pubblico e del benessere generale in una società democratica. Mi sembrerà strano, ma questa l'abbiamo scritta noi.